Tra poche ore sarà la notte di San Giovanni, quella in cui, ci racconta la scrittrice Maria Concetta De Marco nel suo libro Sogni blu, l'impossibile diventa possibile e accadono meraviglie. Tutto questo nella consueta, affascinante commistione tra sacro e profano che segna la tradizione di un intero popolo da nord a sud, che è certamente perpetuata da credenze popolari che non hanno alcun fondamento scientifico, ma che permette concretamente di respirare profumi di natura e di buono, rivolgere uno sguardo al cielo stellato e alla purezza della rugiada. Ma andiamo con ordine. È la tradizione dell'acqua di San Giovanni, quella che il libro della De Marco ripercorre con consueta dovizia di particolari, riproponendo i suoi ricordi di bambina, che va preparata secondo un preciso rituale. Nel pomeriggio che la precede bisogna, e sono parole sue, raccogliere una ciotola piena d'acqua e una misticanza di erbe e fiori dal profumo intenso. La scodella così preparata va posta su un balcone unitamente ad un pugno di monetine immerse nella stessa e poi va tenuta esposta sotto il cielo e le stelle nel corso dell'intera nottata. La consuetudine narra infatti che nelle ore che intercorrono nel passaggio dal 23 giugno al 24 giugno, festa di San Giovanni, la rugiada degli dei possa donare particolare vigore alle piante e ai fiori contenuti nella ciotola, generando un'acqua della fortuna, come riferisce il libro Sogni blu. Si narra che, preparata nel modo opportuno, porterebbe prosperità e avrebbe anche capacità benefiche e curative, proteggendo da malattie e portando non solo buona salute ma anche amore. Un'acqua dunque che non va bevuta ma usata per lavare il viso in una sorta, lo afferma bene la scrittrice, di rituale propiziatorio e di purificazione, mentre le monete, ci dice ancora, non vanno spese ma conservate per generare nel tempo ricchezza. E buon San Giovanni a tutti!